Il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, esprime in un suo video pubblicato sui social tutta la sua amarezza per quanto avvenuto sabato sera durante lo svolgimento del carnevale palmese. Per colpa di qualche imbecille, afferma il primo cittadino, il carnevale quest'anno è stato rovinato. Infatti, durante la sfilata dei carri allegorici sabato si sono verificate diverse risse fra i giovani per futili motivi e in alcuni casi anche per l'eccessivo consumo di alcolici. A evitare il peggio anche l'intervento dei carabinieri e polizia. Questa mattina il questore di Agrigento, Rosa Maria Raci, alla luce dei gravi episodi, ha revocato la licenza di pubblico spettacolo agli organizzatori e sospeso il carnevale. Poche ore fa il commissario di Polizia di Stato, il dirigente dottor Amato, mi ha comunicato che il signor Questore ha revocato la licenza di pubblico spettacolo per il carnevale palmese, alla luce dei fatti ingresciosi e vergognosi accaduti ieri. Parliamo di 6 risse e di un salire e scendere dei carri, nonostante vi sia l'ordinanza del Questore e quella del Sindaco che pone assoluto divieto alle persone non autorizzate di salire sui carri, a maggior ragione per l'immane tragedia accaduta poche ore fa a Sciacca, dove un bambino ha perso la vita, al quale va il cordoglio mio, di tutta la comunità, alla sua famiglia e alla città di Sciacca. Non si può non condannare un'assurda sospensione delle regole civili durante i giorni di carnevale, che anziché essere giornate di festa e di condivisione, di allegria, per colpa di pochissimi incivili, vengono defraudate e derubate del loro vero significato. Non vi è possibilità di tolleranza di tali assurdi gesti. Siamo altresì convinti però che probabilmente un ulteriore tentativo questa sera potesse essere fatto, perché ieri fino a tarda notte eravamo in commissariato con il dottor Amato, con tutte le forze dell'ordine che con immane sacrificio portano avanti il loro mestiere a tutela di tutti noi, per trovare delle soluzioni che consentissero questa sera che gli episodi ingresciosi non avessero a ripetere. Siamo convinti e speriamo di poter intercedere presso il signor Questore qualora vi siano le condizioni per poter far svolgere questa sera il nostro carnevale. Ma non v'è dubbio che quanto accaduto ieri merita l'assoluta condanna e il massimo disprezzo. L'appello che faccio ai miei concittadini è di dimostrare ancora una volta maturità, di dimostrare ancora una volta che Palma è cambiata. Palma è una città per bene, fatta di uomini e donne per bene, che vogliono, come tutte le comunità, poter godere di questo momento, di questi giorni di allegria e di felicità. Isoliamo e condanniamo con forza coloro che pochissimi imbecilli che hanno di fatto rovinato la festa all'intera città di Palma. Ma questo non ci fermerà, andremo comunque avanti, al di là se poi il carnevale si farà o non si farà. Ma quanto accaduto ieri deve essere l'ultima volta della presenza di comportamenti incivili che non appartengono sicuramente a Palma di Montechiaro.